Il suo corpo era già lontano, cioè il suo vero corpo, come lui lo percepiva, il corpo sano. Lui una volta mi disse, se tu non percepisci il tuo corpo, non puoi disegnare un corpo. Infatti i pittori hanno una forte percezione di se stessi, delle loro mani, del viso, e altrimenti non potrebbero disegnare, non potrebbero raffigurare il corpo. E anche noi dobbiamo interiorizzare la nostra vita per appunto poterla vivere in modo più forte. E gli altri? Dove sono gli altri? Posso aspettare un paio di migliaia di anni per vedere un po' come cambieranno le cose. Grandi novità, suppongo, ma nel frattempo temo di potermi deprimere un po' troppo da morirne. Cose che capitano ai viventi e poi mi mancano i colori. Non so che darei per vedere un arcobaleno squarciare questa squallida penombra da infero omerico. Almeno un altro lemure con cui scambiare una parola, farsi una canna insieme. Ho un problema di rapporto tra macrocosmo e microcosmo. Ecco che cos'è questa nebbia grigia che mi circonda, che mi scivola respirando nei polmoni e mi toglie il fiato. La ingoio e lei si pianta lì nello stomaco e me lo fa a pezzi, con i suoi grigi artigli di seta. 2 grammi di sucralfato in gel rendono la notte passabile. Peccato. Che gusto orribilmente irraccontabile. L'omeprazem va bene, ma mi fa venire pessimi mal di testa. Il pantoprazolo? Se poi in tutto questo si incrociassero 2 innamoramenti, magari sarebbe tutto un po' più sopportabile. Ma chi si avvicinerebbe a tanto dolore incancrenito? E io come potrei non velarmi gli occhi di lutto nel tentare di sorridere a un altro volto con questa visione di morte che mi porto in grembo? E poi si sa, secondo una legge cosmica ben nota ai conoscitori dell'insiemistica caotica, le disgrazie non vengono mai da sole, ma a grappoli come l'emorroide. Ecco, io credo che poi leggendo questo libro ognuno riconosce un pochettino anche se stesso, si guarda come in uno specchio, almeno io mi ci vedo. E con questo libro noi vogliamo far rivivere, e abbiamo cercato di pubblicarlo proprio per questo motivo, per fare vivere Pier Giorgio non nella sua malattia, però rinato, recuperato, anche redento. È una redenzione. Lui, scrivendo la sua piena verità di dentro, dove sputa veramente il veleno, tutto quello che aveva accumulato dentro di sé, perché poi lui nella vita non lo ha mai fatto, perché la nostra vita insieme era di una grande, veramente grande serenità. Il dottor Riccio lo può anche testimoniare, perché ci ha visto insieme, ha visto anche Pier Giorgio, era una persona serena, tranquilla, che però ha voluto quello che ha voluto e ha ottenuto quello che lui ha chiesto, e l'ha chiesto veramente con grande forza. Chi sono? Un superstite. Non ho mai caramellate, sfacciati o simboli di zucchero amaro o clavicole di zucchero filato, bianco e rosso, metonimie del flauto traverso. Avevo cuori di licantropi che gli altri mi invidiavano. Me li invidiavano, o se me li invidiavano,
Sputavo una pioggia di tarantole dodecafoniche nell'angolo disidratato dell'oleandro abbandonato davanti al cancello. E tu eri mia. Mia era l'insolita passione che ti allagava gli occhi e ci gelava le mani. Mani insinuanti, invadenti, prepotenti, mani che conoscevano la strada dell'andata e non quella del ritorno. Chi sono? Un superstite? Dovrei recuperare il lessico infantile e restituire un senso compiuto anche a questi balbettii. Dovrei accartocciarmi come una foglia di magnolia e attendere che il maestrale, rotolando sulla brina della notte, mi spazzi via, trascinandomi sulla ghiaia, fino all'angolo buio del cancello in ferro battuto, che separa il mio guscio d'avorio dalla strada. Dovrei riappropriarmi del mio corpo, delle passioni, come la vergogna e l'ira, per poter piangere e ridere, cercare il limite del dolore, smarrito tra il sambuco e gli acace. Dovrei rispondere al fischio che sveglia il pomeriggio di pulviscolo, galleggianti sulle scie luminose che tagliano l'incubo della stanza. Dovrei prendere gli scarpini e la bianchi e pedalare senza prendere fiato fino al campetto della stazione, sudare, urlare, spingere, bestemmiare e colpire il pallone con il collo del piede, come dicevi tu, papà. Ecco, questi sono i suoi ricordi che lui mette in desideri che non poteva avere più. Io ricordo che quando tornò a casa dalla rianimazione, e queste pagine me lo ricordano moltissimo, lui aveva negato qualsiasi cosa da vedere, non voleva incontrare nessuno, non voleva vedere la TV. Io prima non capivo perché non poteva più muovere le dita, perché non poteva fare più nulla, rifiutava la vita quando era tornato a casa. Infatti lui, c'è anche una pagina di questo, dove Mario Riccio prima ha detto molto bene, lui rimprovera i medici, no, non li rimprovera, inveisce contro di loro, bestemmia contro di loro, maledico i medici con i loro tubi infernali, dice proprio questo. Però questo per lui non è una maledizione, perché lui i medici li stimava moltissimo, i medici erano i suoi amici. Il nostro medico di famiglia, una dottoressa calabrese, piccolina di statura, molto, molto carina, un giorno mi fece: Piero, senti, tirami fuori il libro che parla, adesso non ricordo il nome, era l'Eros, i volti dell'Eros. Ho tirato fuori questo libro dalla biblioteca che ci abbiamo a casa e dice: vedi qui sulla prima pagina, sulla copertina, non somiglia un po' alla nostra dottoressa? Sì, somiglia. E come ti è venuto in mente? È perché le voglio fare un piccolo regalo. Scannerizzalo e le facciamo un piccolo quadruccio. E gli ha scritto poi due parole e gliel'ha regalato. La dottoressa è rimasta veramente stupita, perché questa immagine veniva da una pittura tombale dell'Alto Egitto, e veramente la dottoressa aveva questi grandi occhi scuri, questa carnagione olivastra molto bella, è una ragazza molto molto bella, e lui aveva veramente grande occhio per la bellezza delle donne. Io una volta gli ho detto: però la più brutta te la sei sposata. Però lui mi fa: però mi faceva, però faccio io mi sono preso il più bel fusto che mi sono trovato. Ma va. Ma va, ma che stai dicendo? Infatti ci sono molte pagine anche molto spinte sull'amore, sull'amoreggiare tra lui e i suoi vecchi amori,
E quando veniva per esempio qualcuno delle mie amiche a casa mia,